Polo Santa Chiara, anzi Polo dell'Innovazione o Genius Center, di sicuro è l'ancora incompiuta da tanti, troppi anni nel cuore di Bassano. E dopo le ultime novità da parte dell'amministrazione comunale sul futuro di un sito che costerà una ventina di milioni di euro in un piano di project financing, è il consigliere di opposizione Angelo Vernillo che vuole coinvolgere tutta la città per chiedere, attraverso una raccolta di idee via mail, che futuro vedono per quel sito. Nei primi giorni, anche grazie appunto ai servizi televisivi, alla pubblicità della casella postale, che ricordo essere futurosantachiara@gmail.com, sono arrivate delle segnalazioni, dei suggerimenti, delle idee, ecco, sulle quali poi dopo noi metteremo insieme alcune tematiche e andremo a dire quelle che sono le cose. Di certo però quello che stiamo registrando dai cittadini è una voglia di partecipare, è una voglia di dire qualcosa su quel punto importante della città, ma soprattutto non vogliono indebitarsi per i prossimi 20 anni. È proprio Vernillo che ancora una volta lamenta la mancanza di dialogo da parte della sindaca Elena Pavan sui grandi temi di Bassano, tra cui proprio il Polo Santa Chiara. Su tutti i temi importanti della città non c'è mai stato un dialogo, non solo con la città, ma nemmeno con il Consiglio Comunale, ma pensiamo semplicemente alle questioni del piano Mar, pensiamo alla questione del Teatro Astra, pensiamo alla questione del Genius Center, dell'ex Polo Santa Chiara, pensiamo alla questione della viabilità. Tutti i grandi temi della città sono stati abbandonati da questa amministrazione o tirati fuori solamente come spot, come vetrine inutili che non hanno portato assolutamente a niente.